sono 20 anni che Zaia sta in Regione Veneto e i risultati li vediamo. Per carità, bisogna rivolgere il nastro a qualche mese prima dell'emergenza Covid, però ci renderemo conto che avevamo la zona inquinata, le falde acquifere, la zona di falde acquifere più grande d'Europa, grande come il lago di Garda, il più grande inquinamento da FAS, bastava chiudere la linea di produzione di FAS, per il tempo non è mai stato fatto. Ci accorgiamo che abbiamo 6 capoluoghi di provincia su 7 che sono sostanzialmente che sforano i limiti dei contenuti di particolato già in primi mesi dell'anno. Ci accorgiamo che viviamo in una regione che ha un tasso di consumo del suolo del 12-40%, cioè quasi doppio della media nazionale, e questo significa che ad ogni pioggia un po' diversa dal normale rischiamo allagamenti e quindi anche sobbarcarci i relativi costi. Ma cosa volete fare voi? Ma noi innanzitutto vogliamo partire dagli errori che sono stati fatti fino adesso per non farlo, e poi possiamo rilanciare un nuovo sviluppo della nostra regione che si basi su quello che è in questo momento che offre maggiormente le opportunità di sviluppo anche economico per le nostre piccole e medie imprese, che è la sostenibilità. Il governo ha lanciato adesso la detrazione fiscale del 110% sulla ristrutturazione degli immobili per il risparmio energetico. Bene, questa è un'occasione straordinaria per le piccole e medie aziende del Veneto e per i nostri artigiani. Pensate che la CNA stima solo per questa possibilità 50.000 nuovi posti di lavoro in Veneto e 46 miliardi di cifra d'affari. Anche la Regione deve fare la sua parte nel sostenere le piccole e medie imprese, a sfruttare fino nella sua massima possibilità questa opportunità straordinaria, venendole incontro nelle necessità di liquidità che intervenire con un numero di interventi di ristrutturazione così elevato chiaramente ci si trova di fronte ad affrontare. Se la Regione continuerà a fare come ha fatto fino adesso, cioè ignorando queste enormi possibilità e quindi negando qualsiasi aiuto alle piccole e medie imprese del Veneto, sarà una grande perdita di opportunità per la nostra Regione, soprattutto da un punto di vista occupazionale ma anche da un punto di vista dello sviluppo economico. Però il processo di Zaia era già molto alto prima dell'emergenza Covid, quindi sarà comunque un candidato fortissimo da fronteggiare. Siamo consapevoli che non sarà facile, noi naturalmente faremo del meglio che possiamo fare, soprattutto per far capire che una regione diversa è possibile. Prendete ad esempio come sono state gestite le infrastrutture nella nostra regione, faccio un esempio per tutti, Pedemontana Veneta. Ora nessuno discute sull'utilità di quest'opera, ma perché un'opera che sarebbe potuta costare poco più di 2 miliardi facendo una normalissima gara d'appalto, i cittadini del Veneto, gli automobilisti del Veneto dovranno pagarla 6 volte di più, 13 miliardi di euro. Attenzione che i sovraccosti pari a 11 miliardi sono 2 volte la realizzazione del Mose, e qui parliamo di un'unica struttura di meno di 100 km, sono 130 milioni di euro al chilometro. Io credo che non ci sia al mondo una superstrada più costosa di questa. Se questo è un modello da esportare nelle altre regioni, ditemelo voi. Io credo che sia semplicemente un modo per buttare i soldi dalla finestra, così come anche i contratti derivati sono stati fermati in regione in questi anni. Anche lei autonomia senza se e senza ma, quindi esattamente in linea con Zaia, quasi più che i suoi alleati storici. Forse siamo più in linea con Zaia che non con Salvini, mi viene da dire, per fare una battuta. Visto e considerato che quando viene in Veneto parla giustamente di autonomia, ma si guarda bene a parlare di autonomia quando si trova nelle altre regioni d'Italia. La settimana scorsa parlava della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Visto che quel ponte dovranno pagare anche i veneti, venisse in Veneto a parlare della realizzazione del ponte di Messina e vada invece in Sicilia, nelle altre regioni del nord, a spiegare i benefici che ci sono dalla riforma autonomista di cui abbiamo l'ambizione qui in Veneto. No, noi siamo convinti che sia una riforma utile e anche necessaria in Veneto, questo anche alla luce del referendum che si è tenuto, che ha avuto il Movimento 5 Stelle tra i suoi sostenitori, e quindi siamo convinti dell'utilità di questa riforma. Siamo anche convinti
convinti che il fatto che oggi al governo non ci sia quel partito che promette l'autonomia in Veneto da 30 anni ma non è mai riuscito a concedere neanche un millimetro di quell'autonomia, che è stato al governo 12 anni del Paese e non è riuscito in 12 anni, non in 2 anni come il Movimento 5 Stelle, tra l'altro con 2 governi diversi, ma in 12 anni non è riuscito a portare in Veneto un millimetro di quell'autonomia. Quella Lega che ha votato contro la riforma costituzionale che ha introdotto il regionalismo differenziato nella nostra regione, quella Lega che ha chiesto ai veneti di votare contro il referendum costituzionale confermativo di quella riforma lì, che oggi ci consente di avere il regionalismo differenziato. Bene, io non credo che quello potesse essere un protagonista di questa riforma. I protagonisti veri sono i cittadini veneti che sono andati a votare quel referendum in quantità doppia rispetto ai cittadini che hanno votato Zaia solamente qualche anno prima, quindi c'è una volontà netta che va in quella direzione e peraltro una volontà che portiamo avanti anche noi. Il mio auspicio e anche il mio impegno è che questa riforma avvenga nell'arco di questa legislatura, perché se fallissimo anche noi, come ha fallito la Lega e il centrodestra prima, come ha fallito il centrosinistra da questo punto di vista, allora veramente ci sarebbero ben poche possibilità di vederla concretizzare. L'emergenza sanitaria in Veneto è stata comunque gestita, un po' per fortuna, un po' per capacità, in maniera esemplare. Che cosa avrebbe fatto lei, che cosa farebbe dal punto di vista della sanità qualora si dovesse ritrovare a gestire una situazione del genere? Sì, è stata gestita bene anche grazie al grande livello di eccellenza e di professionalità dei medici, degli scienziati. Penso sia, non solo io, ma penso tutti i veneti pensano al ruolo che ha avuto ad esempio il professor Crisanti nell'impostare le politiche di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus nella nostra regione. Io credo che però questa esperienza ci lascia un insegnamento e l'insegnamento deve essere questo. Abbiamo bisogno di investire su una sanità di eccellenza, ma deve essere una sanità pubblica. E questo deve essere il nostro impegno. Negli ultimi anni, al contrario, una fetta sempre maggiore di risorse, anche in Veneto, della sanità pubblica sono state destinate alla sanità privata. Senza contare che poi gli investimenti che vengono fatti nella sanità, nelle strutture, negli immobili, qui siamo a Mestre, poco lontano da qui c'è l'ospedale dell'Angelo, un ospedale di 230 milioni di euro, che però realizzato in project financing verrà a costare ai cittadini oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro. La cifra folle, sono tutte risorse fatte alla sanità, tant'è che si allungano le liste d'attesa e i cittadini sempre di più, anche in Veneto, si rivolgono alla sanità privata. Ecco, è importante investire in sanità, noi ne siamo assolutamente convinti, ma che sia una sanità pubblica. Grazie. Grazie a voi.